Uvellino a mare, a Palermo detto anche Billino, multiproprietà essiva che consiste in una cabina di 2 metri di altezza e mezzo metro di profondità, condiviso da almeno 5 nuclei familiari e rispettive generazioni ancora viventi. Nonostante lo spazio angusto, la capienza di tale cabine equivale a quella della Lapa o del Gonnellino di età beta. Sono dotate al loro interno di tutti i comfort che un intero lido professionale potrebbe offrire. 10 ombrelloni, 20 sedie a sdraio, 50 sedie di plastica, materassina d'acqua, palloni per ogni sport, calcio, pallavolo e basket, biliardino smontabile, racchettoni, gruppi elettrogeni in grado di illuminare tutta la città e provincia, frigoriferi contenenti ogni genere di cibo e bevande per sfamare uno stato africano, enormi tavole di legno per costruire il banchetto serale e l'immancabile barbecue per l'arrostuta. Il pomeriggio, dalle 2 alle 4, non sono utilizzabili perché ci puoi trovare i nonni che riposano in piedi. Durante le gite al mare non possono mai mancare i classici e leggeri cibi da spiaggia come il panino con la cotoletta, la frittata o il vario repertorio di rosticceria, ma soprattutto la pasta al forno, un alimento dalla cui leggendaria pesantezza di digestione nasce la favola raccontata ai bambini e che fa più paura dell'uomo nero. Per fare tu bagno, ad aspettare 3 ore, ma se no, te viene l'intossico.